una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero. 7 settembre 2013 è la giornata di digiuno e preghiera a cui il Papa invita ad aderire per la pace in Siria e nel mondo. Nella nostra provincia rispondono alla chiamata sia la diocesi di Treviso che quella di Vittorio Veneto. Non vogliamo girare il capo dall'altra parte, ha scritto in un comunicato Monsignor Gardin, vogliamo essere dentro la storia. A Treviso allora si potrà trovare accoglienza in Duomo dalle 18 alle 23 e continuare l'adorazione alla chiesa dell'Istituto Zanotti. Monsignor Pizziolo invece presiederà la preghiera dalle 20 alle 21 in cattedrale a Vittorio Veneto. Pace, via! E questa invece è la risposta di oggi dei piccoli che frequentano la materna del centro Bimbi Insieme, 500 palloncini bianchi in cielo accompagnati da un messaggio di pace. La pace è un cuore, scrive Giovanni. Per Giulia la pace è io e la mia mamma. No alla guerra, sì alla pace, scrive Alessandro. Perché ci sono tanti bambini da assistere proprio a conseguenza della guerra. Così Rina Bitz, il direttore di Insieme si può, che ai suoi 1200 soci ha chiesto di aderire all'appello del Papa. La cooperativa ha stanziato 2000 euro e raccoglierà delle offerte da devolvere al pontefice. Ma alla giornata di digiuno e preghiera aderiranno anche le donne del sindacato. Sollecitate anche dalle nostre pensionate che hanno vissuto nella loro infanzia le situazioni di guerra mondiale in quel momento, insomma riteniamo che dobbiamo insieme condividere questo appello in maniera forte e decisa.